Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Buongiorno e ben trovati, nuovo appuntamento con Buongiorno 131, giovedì 6 novembre, siamo ormai a 2 giorni dall'inizio della sfida al Senigallia tra Como e Cagliari. Diamo il buongiorno al nostro Francesco. Buongiorno Fra, ben trovato. Buongiorno a tutti. Come va? Meravigliosamente. Perché ogni volta che dico questo ridi? Perché non ti Non credo. capisco. Adesso sì, adesso ti credo. Non lo so, Perché lo dici Cioè, in maniera seria, quindi penso che mi stia... Sì, prendo in giro? Sì, io avrei usato Dici? un'altra parola, però non si può dire, quindi Va bene. l'abbiamo capito. Eccoti qua. Ciao Tore, ben trovato, benvenuto. Sei pronto per questa trasfertina? Ma sì, dai, sono curioso. Non sono mai stato a Como se non di passaggio, quindi Ecco. sarà una bella mattinata intensa, ospite Sì, del infatti. del Circolo dei Sardi di Como. Insomma, sarà una giornata sicuramente intensa, ma speriamo divertente, soprattutto che è già nello zaino, vai tranquillo. È la prima cosa che ha messo. È la prima cosa, la prima no, però la seconda, la seconda sì. No, visto che sono 10 gradi in meno rispetto a qua, quindi insomma, che per me sono 12, perché io faccio sempre la tara, perché bisogna sempre aggiungere un po', visto che sono freddoloso. Quindi cuffietta, forse anche guanti, vediamo un po'. Vabbè, alle 3 del pomeriggio, quindi magari un po'... E però magari all'ombra la tribuna, ricordati che il discorso è che, insomma, termosifoni li hanno accesi anche nelle scuole sarde, va detto, in molti posti con un caldo devastante. Ovviamente li spegneranno, nel giorno in cui li spengono, arrivano i 3 gradi, gradi, succede sempre così tanto, quindi insomma. E salutiamo anche Marco, ben trovato. Jeff dice appunto ottimo sul fatto che abbiano già acceso i termosifoni, ma lo chiediamo al nostro primo ospite? Assolutamente. Come sono i termosifoni lì? Vediamo un po'. Se mi dà l'ok. Che forma hanno? Che forma hanno? Che forma hanno? Non ho capito. Eccolo. Adesso lo facciamo entrare. Eccolo. Buongiorno. Luca. Buongiorno Luca. Buongiorno. Luca Ho Pinotti. dei problemi di luce alle spalle, però vabbè dai, più o meno mi si vede. Ti sentiamo bene, più o meno ti vediamo. Luca Pinotti di Lario Sport, grazie mille per aver accettato il nostro invito. Luca, stavamo un po' ragionando sul clima a Como, come si sta? Ma oggi che temperatura? La giornata è bella, però gradi? fa freddo, Ecco. La giornata è bella ma fa 0 gradi. Più o meno, no, 0 no, ma insomma, l'inverno è alle porte. Non peraltro, perché il nostro Francesco deve andare sabato a Como e stavamo pensando un po' di capire come si doveva vestire. No, pesante sicuro, poi magari... Tranquillo, parto già corazzato di mio, quindi tendenzialmente. Alla grande. Luca, ti chiediamo subito il discorso relativo al Como, lo stato dell'arte, ho visto che ci sono diversi indisponibili. Sì, la speranza era di vedere Dossena e Goldaniga dal primo minuto, ma così non è. Tu li odi proprio questi due. No, ci sono dei problemi sicuramente. Vabbè, Dossena sta recuperando, ormai è quasi pronto.
dopo il grave infortunio al ginocchio della scorsa primavera. La notizia di ieri è di Goldaniga, così un fulmine a ciel sereno. Qua le notizie arrivano, soprattutto sugli infortuni, arrivano sempre molto, molto, molto frammentate. E come ieri ha annunciato che si deve operare, ha un problema osseo alla caviglia, per cui farà un'operazione il 17, quindi per un po' Goldaniga non si vedrà. Diciamo anche che Goldaniga quest'anno ha giocato un minuto, quindi Sì, infatti. diciamo che è un po' fuori dalle... Pur essendo stato un giocatore molto prezioso l'anno scorso e anche 2 anni fa, quando arrivò, insomma, nell'anno della promozione, sicuramente un giocatore importante in cui Fabregas ha anche creduto tanto, fino a un certo punto. Poi vabbè, sono arrivati anche altri giocatori, quindi è un po' Ma invece retrocesso. Kempf Kempf recupera? invece si è fatto male dopo 7 minuti Sì, nell'ultima a Napoli. partita a Napoli. Ma allora sembrava una cosa un po' più grave. A quanto pare, Como vuole provare perlomeno a portarlo in panchina. Immagino che non sarà disponibile per partire, insomma, però proveranno magari a portarlo in panchina. Però ne sapremo di più domani, quando parlerà Fabregas. Parlerà domani pomeriggio. Ok, Fra? Sì, no, volevo chiedere a Luca un po' come viene vissuto questa costante crescita, no? Negli ultimi anni del Como, cioè l'anno scorso, primo anno di Serie A, in cui insomma, la squadra di Fabregas ha sicuramente stupito e ha fatto bene. Quest'anno non solo si è confermata, ma sembra che l'asticella si stia alzando ulteriormente. Come vive la piazza questa crescita? Ma la vive sempre con, come dire, sicuramente con entusiasmo, perché per carità, non si può negare che ci sia entusiasmo, voglia di partecipare, di essere allo stadio, insomma, di accompagnare questa crescita. È una crescita che, a differenza magari di tante volte, no, si sente parlare di progetto, poi i progetti si arenano, o comunque magari la cosa che a me sorprende sempre è che è un progetto che cioè non ha avuto complicazioni, fondamentalmente, perché è un progetto che è partito per certi versi anche in anticipo di un paio d'anni, perché la promozione è arrivata prima delle aspettative, anche quella dalla C alla B, a quanto pare è arrivata un anno prima. Quindi è un progetto che veramente non ha, come dire, non ha trovato degli intoppi, delle difficoltà, fondamentalmente. E non credo che sia solo una questione di soldi, onestamente, perché ci sono squadre e società che ambiscono magari a posti molto alti, però poi si ritrovano a fare i conti con una realtà molto diversa. Io, per esempio, la Fiorentina, insomma, la Fiorentina è un'ottima squadra, però è ultima e non ha ancora vinto una partita. Poi ci sono delle dinamiche interne che non conosciamo, ovviamente. Però, insomma, qua tutto procede secondo copione, non so come dire. Fabregas ha saputo unire le varie anime, e lui è veramente al perno del progetto, e non solo sportivo, perché comunque Fabregas ha voce in capitolo in tanti ambiti, no? Le strutture. Se lui dice che una cosa non va bene al campo da calcio, si rifà il campo. Cioè, è già successo. Il centro sportivo del Como, che non ha nemmeno 5 anni di vita, i campi sono già stati rifatti 2 o 3 volte. Quindi capite bene che lui interviene con grande decisione, con grande autorevolezza, e soprattutto lo ascoltano tutti. Ma tra l'altro sul discorso appunto di Fabregas, perché il Como è una squadra comunque che si è costruita, soprattutto da quando è ritornata in Serie A, ha cambiato diversi giocatori, mi pare, a memoria, perché anche Gabrielloni non c'è più, non è rimasto nessuno della famosa rosa dalla Serie D, Serie C, giusto? Era lui l'unico, no? Ormai no, Vero? perché sì, era Gabrielloni, Ah, adesso è stato recuperato Cerri, che era in C, che vabbè, era in B, vabbè. scusate, era stato recuperato Cerri perché era ovviamente nella lista dei partenti. Non si è riuscito a trovare la quadra, mi pare, con la Sampdoria quest'estate, perché è una cosa nata all'ultimo, per cui Fabregas
se l'è tenuto come terza punta. Ha giocato praticamente solo in Coppa Italia, ha giocato col Sassuolo una ventina di minuti. Ovvio che insomma, a gennaio si troverà una squadra, evidentemente andrà via. Però per ora sì, diciamo che non c'è più nessuno di quella squadra lì, non c'è neanche lo stesso Iovine, si è ritirato, è nello Infatti, staff, infatti, è nello infatti erano staff. lui, Gabriellone e Iovine, esatto, erano Sì, loro sì, due. sì, Gabrielloni dalla D, Iovine dalla C, sì. Esatto. Iovine è entrato nello staff tecnico, Ah, diciamo. ok, ok, quindi comunque sempre all'interno della Sì, sì, società. uno dei tanti, Uno dei a tanti libro paga, collaboratori, uno dei tanti a esatto. libro paga, ecco. Sì. Ma l'arrivo, diciamo, anche di nuovi giocatori, mi viene da pensare a Baturina, a Dai, Rodriguez, che comunque non hanno, anzi, soprattutto Baturina, ci si aspettava magari molto di più, è anche vero, sono passate appena 10 giornate, però il fatto che non siano titolarissimi, questo può creare, perché alla fine bisogna trovarlo un difetto a questo Como, perché te lo dico chiaramente, No, una no, no, certo. sconfitta c'è sicuramente, ecco, la notizia è che Nico Paz è 3 giornate che non fa né gol né assist. Questo non era mai successo Vero. da quando è arrivato in Serie A. Però ecco, il collegamento con tanti giocatori che magari vengono anche spostati di ruolo, perché Fabregas un terzino destro lo può mettere anche esterno a sinistra, è capitato con Vaivoda, ad esempio, però dei giocatori come Diao che è recuperato, Adai che comunque abbiamo avuto un bel precampionato, Baturina magari ci si aspettava di più, lo stesso Kun, anche lui comunque veniva con un pedigree di giovane interessante, ecco come riesce ad organizzare questo turnover, che poi magari non è sempre turnover, però a non creare insomma dei malumori all'interno dello spogliatoio. È vero che sono passate solo 10 giornate, però io vedo dopo ogni fine partita lui che sta al centro, fa il suo discorso, tutti belli contenti. È vero che quando si vince tutti belli contenti, però non è facile questa gestione. No, no, assolutamente, però ti dico una cosa, abbiamo fatto un po', ne abbiamo parlato poco tempo fa nel nostro speciale settimanale che facciamo io e il collega Andrea Castelli, che diamo i numeri per il Como, dicevamo che tutto sommato, a parte Don Daniga, che vabbè, non è mai stato utilizzato, e Baturina, fondamentalmente nessuno del Como ha motivi, no, per essere scontento, perché bene o male stanno giocando veramente tutti. Questo dipende anche tanto, secondo me, dalla situazione contingente. C'è stato un periodo in queste prime 10 giornate in cui tra squalifiche, problemini, acciacchi, infortuni, i 4 esterni Vero? su cui si fonda il gioco del Como, non erano disponibili. E qui si è dovuto creare anche delle alternative, quindi Voivoda con un giocatore eclettico, ovvero Jolly, perché sì è vero, lui lo usa il terzino destro, ma lui al Torino faceva anche il quinto di sinistra, Sì. per cui può utilizzarlo un po' dove vuole, volendo anche al centro della difesa. Insomma, dicevo che queste rotazioni sono state un po' imposte, un po' lui stesso ci ha un po' creduto in quello che ha fatto, sicuramente. Quindi tutto sommato i nuovi si stanno inserendo, dico la verità, qualche punto di domanda un po' ce l'abbiamo ancora perché Kun e Baturina fondamentalmente ancora non abbiamo visti bene bene. Baturina poi è un caso un po' a parte perché lui è stato preso proprio inizio mercato, tra l'altro pagandolo un sacco di soldi. A me sembra anche Esatto. un ottimo giocatore, dico la verità. A me sembra che abbia delle qualità tecniche importanti. In quella fase in cui ancora non si capiva bene se Paz poteva tornare al Real oppure era destinato a restare a Como. Quindi è stato preso un po' come alternativa a Paz. Adesso fargli fare il vice Paz non è semplice, perché Certo. Paz gioca sempre, anche nei turnover, lui non è mai coinvolto nel turnover, quindi come dire, ancora non abbiamo visto bene, poi magari stanno provando a dargli un altro ruolo, un po' più a centrocampo invece che trequartista, ma è un processo non semplice e non veloce.
Kun, ecco, un altro giocatore che ha fatto intravedere delle cose molto buone, però anche lui è arrivato un po' mezzo infortunato e ancora non ha, secondo me, convinto del tutto lo stesso Fabregas. Però è un giocatore che sembra interessante perché punta sempre l'avversario, ha uno stile anche bello, ricorda un po' i giocatori di una volta, no? Sì, Quelli, è vero. quelli abbassati. È E questo è un po' il verissimo. discorso sulle rotazioni, può essere questo. E invece ti chiedo sul discorso, perché in questi giorni abbiamo parlato, abbiamo avuto diversi ospiti, anche il mister Rastelli, abbiamo chiesto il discorso che tra l'altro lui ha giocato a Como, Ah, il Rastelli. discorso sì, assolutamente. E là davanti c'è un discorso relativo al centravanti, perché ok, da Morata magari ci si aspettava decisamente di più. Duvicas è comunque un giocatore che rispetto allo scorso anno sta facendo meglio, anche perché era difficile fare peggio, però manca comunque là davanti una figura come il classico centravanti che hanno le squadre, insomma, che possono lottare per l'Europa. Però questo, parlando anche con Mister Rastelli, ho detto, non deve essere assolutamente un punto negativo, perché probabilmente è una squadra costruita sul fatto che la punta centrale non è il classico attaccante bomber, ma che aiuta magari gli esterni, mi viene a pensare Diao e magari lo stesso Adai o lo stesso Nico Paz che fondamentalmente è libero di fare un po' quello che vuole a livello tattico. Sì, poi è ovvio che avere l'attaccante, no, un po' esalta un po' tutti, no? Avere i tifosi, eccetera. L'attaccante che fa tanti gol è sempre una mezza garanzia. Non è così con Fabregas, abbiamo visto anche in questi anni, perché tutto sommato la distribuzione dei gol è molto ampia, no? Adesso ti dico, lui di Dubicas dice che è un ragazzo serio, che è un ragazzo che già conosce i meccanismi. Su Morata non so se per incoraggiarlo, se ci crede davvero, però lui mai sentiremo parlare male di Morata da parte di Fabregas perché comunque lo ritiene prezioso. Io stesso vedo un giocatore che è utilissimo, poi purtroppo gli è mancato il gol, ha avuto anche le chance per farne, magari non tantissime, fa un po' la staffetta e penso che si andrà avanti così. Ovvio che ha bisogno anche lui del gol, perché quel rigore che ha calciato a Napoli, se per lui la responsabilità non era capitano, sentiva particolarmente la partita evidentemente, ha voluto magari anche magari un po' forzare la mano, se l'è sentita lui, l'ha calciato molto male secondo me, al di là del fatto che Milinkovic fortissimo sui rigori, ma l'ha calciato anche molto male. E quindi questo gol è ancora rinviato. Penso che magari se si sbloccasse, magari, lo sa, magari inizia a segnare anche gol anche lui, insomma, non stiamo Speriamo parlando tra di 2 settimane, Luca, non già dopo la sosta, speriamo che io possa non so neanche recuperare. dirti onestamente chi giocherà in attacco, Fabregas non lo dirà. Beh, Se Nico devo, Paz no, no, sicuro, lui sicuro, poi gli Nico altri Pazzi sicuro, vediamo. attenzione, non lo so se Nico Pazzi è così sicuro sto giro, Mm, magari gli concede un turno di riposo? di riposo, non lo so, perché poi c'è la sosta nazionale, insomma, eh, non lo so, non ci scommetterei sulla titolarità questa volta di Nico Pazzi, Mm. che comunque, come dicevi tu, è vero, sono 3 giornate un po' così, ti dico a Napoli l'ho visto particolarmente ingabbiato, come Conte gli ha messo proprio Eh sì. tant'è che era proprio arretrato, faceva quasi il play davanti alla difesa nel secondo tempo. Quindi non lo so, ti dico sì, probabilmente 80% gioca, però non ti direi 100% come in altre occasioni. E anche lì, io ho visto un po' la parità col Napoli, diciamo che forse col gol sul rigore il Como l'avrebbe anche potuta vincere, perché Penso proprio comunque anch'io, sì. hai una squadra che ormai sta prendendo consapevolezza rispetto allo scorso anno, sta trovando sempre più, anche come obiettivo probabilmente, a questo punto è dichiarato l'obiettivo di arrivare in Europa in questa stagione, anche no, dici? No, ti dico così perché è ovvio che tutti pensano questo, guardando la classifica, guardando il Mm, gioco, guardando le legittime aspirazioni.
Poi arriva il Vero? presidente Mm? a inizio stagione o dopo poche giornate dice attenzione a parlare di Europa perché noi stiamo ancora crescendo, siamo ancora una società che sta investendo, no? E arrivare in Europa in questo punto della nostra crescita, della nostra evoluzione, potrebbe essere un problema, perché poi eh, arriva tutto il discorso sul fair play finanziario, eccetera, e quindi potrebbe limitarci fortemente. Poi non so se l'ha detto così per dire, no, Per passare sotto togliersi, traccia. per passare sotto traccia, però l'ha detto pubblicamente 2 volte, insomma, quindi bisogna anche stare a quello che si dice. Poi è ovvio che se mancano 5 giornate e sei quinto, cosa fai? Le perdi tutte? Non credo. Quindi, anche perché poi ci sarebbero enormi problemi logistici per il Como, perché non può giocare l'Europa Como. Certo. Perché c'è anche la questione stadio, tra Certo, la l'altro. questione stadio, quindi Como ha già opzionato Udine per eventuali Coppa UEFA, adesso si sta provando anche su Reggio Emilia, che è una soluzione un pochino più comoda, Più comoda. però comunque Direi. sei fuori regione, sei fuori città, insomma, non è una questione da poco anche questa. Beh, vabbè, e voi rischiate anche di giocare a partita in Australia, quindi in Appunto, effetti. esatto. Poi è sceso un po' un velo Giustamente. pietoso su questa, non pietoso, un velo perché non se ne parla più, però insomma bisogna anche organizzarla, no? Questa cosa. Sai, non è dietro l'angolo. Sai. Esatto, esatto. Fra... Le comodità, le comodità. No, intanto giusto per un aspetto statistico, l'ultimo gol di Morata in Serie A è stato segnato contro il Cagliari a Ah, Ah Milano dai, l'anno bella scorso. questa. Io c'ero, sì, ecco. 1-1 del Milan, Milan-Cagliari, Lo scorso e poi anno. pareggiò Zortea a San Siro, quindi questo è sicuramente un aspetto curioso. Tra l'altro, unico gol segnato da Morata al Cagliari in carriera. No, volevo chiederti, Luca, invece un po' sulla gestione di Diao, perché giocatore dell'anno scorso assolutamente una sorpresa, qualcosa di clamoroso. Io penso dal punto di vista soprattutto fantacalcistico, visto che l'anno scorso ce lo avevo, mi ha dato grandi soddisfazioni, poi si è fatto male, quest'anno è rientrato da poche settimane. Com'è la sua situazione? Cioè, come sta? È pronto a tornare a essere titolare, magari già dopo la sosta, in maniera importante, dico, Allora, in maniera continua, soprattutto. allora, vabbè, l'anno scorso abbiamo visto tutti che impatto che ha avuto, clamoroso, un mezzo sconosciuto che arriva, perché anche una caratteristica dei giocatori che prende il Como è che arrivano, butta dentro Fabregas e rendono subito, insomma, quasi tutti, no? E anche questa è una cosa non da poco. Su Diao ti dico questo, è stato utilizzato prima di Napoli, anche un po' a sorpresa titolare, abbiamo detto tutti, abbiamo detto no, non ci siamo proprio, no? Provava a fare uno scatto, non gli riusciva, non saltava l'uomo. Partito titolare con Napoli, un giocatore trasformato ma nel giro di 2 giorni, quindi penso che sia un giocatore che sta ritrovando la condizione. A Napoli a Di Lorenzo l'ha tirato matto. Vero. Se avete visto, è andato via almeno 3 volte in maniera clamorosa, lasciandolo sul posto. Quindi veramente ha avuto un impatto importante. Non è ancora forse quello dell'anno scorso, però insomma penso che i progressi a Napoli si siano visti. Quindi un giocatore che assolutamente si candida a un ruolo da super protagonista, magari non da subitissimo, però insomma da Ma lui ha la poco Coppa lo vedremo. d'Africa, giusto? E vedremo se sarà convocato. Non è così certa la sua Ma convocazione. adesso guarda, è una domanda che farò domani a Fabio. Grazie per lo spunto. Perché Ma in invece questo momento mi trovi un po' impreparato. No, no. l'altra Perché è domanda, tornato l'altra da domanda, poco fondamentalmente Sì, Diao, eh e sì. non abbiamo certo, avuto infatti è molto Lo quello. portano tempo di subito parlare via, capito? È con Fabregas. quello. Se no poi c'è il rischio che magari insomma la trasferta gli faccia male. No, l'altra domanda che ti volevo fare invece su un giocatore che
secondo me è poco reclamizzato per invece il reale peso che secondo me ha nel Como, almeno nelle partite che ho visto io del Como in quest'anno e anche un po' l'anno scorso, che è Perrone, che è un giocatore che dà un equilibrio clamoroso secondo me al centrocampo del Como, in generale al Como in sé per sé, perché comunque permette alla squadra di Fabregas di avere sempre copertura, filtro, allo stesso tempo anche però ripartenze, cioè avere la possibilità di ricostruire e recuperare palla subito e ripartire con semplicità. È un giocatore che secondo me un po' viene sottovalutato, non so se sei d'accordo. No, hai ragione, è sottovalutato perché non fa giravolte, non fa lanci di 60 metri, non scarta nessuno, però appunto ti dico solo cosa dice Fabregas di lui, è la mia mente in campo, e Mi dici quindi poco. è il giocatore probabilmente fondamentale per Fabregas, tant'è che se può non lo toglie mai. È un giocatore che lui ama tanto e la sua importanza si vede andando magari un po' più a analizzare le statistiche, le cose, più che magari in campo, però insomma, è evidente che è un giocatore che dà equilibrio, un giocatore su cui lui fa molto affidamento, ed è un giocatore prezioso per una squadra che gioca un 4-2-3-1, i 3D e l'1 sono attaccanti, non sono dei difensori adattati. È quello il Quindi discorso. Quindi qualcuno quei deve due, portare equilibrio, sì, quei sì. due lì a centrocampo sono fondamentali. Ecco, di solito sono lui e D'Acugna, oppure questo Cacchiere, che è il giocatore che a me fa impazzire, perché è un giocatore che sa difendere, sa attaccare, si propone per gli assist. Quindi è sempre un po' una battaglia a tre per due posti, ecco, in attesa poi di Sergio Roberto, che è un altro giocatore che vabbè di cristallo, ma Fabregas dice che è il giocatore top del Como, quindi Figurati. è anche lui che tornerà dopo la sosta. Lui, Prima di chiedere... Lui ogni 5 partite ne sta fuori 7. 10. Ogni 5 ne sta fuori 10. Prima di farti dare la formazione da Luca, perché tanto so che è quello che gli devi chiedere, caro LDL. Però tanto ti chiede quello, guarda, perché il giochino è quello. No, io invece, Luca, ti faccio un'altra domanda, e l'ultima per quanto mi riguarda, cioè secondo te il Cagliari come può mettere in difficoltà questo Como? Come può mettere magari un qualche bel contropiede, questo sicuro, perché ogni tanto come qualche sbandatina ce l'ha, soprattutto quando avanzano anche i difensori centrali, che è capitato Ramon, che spesso lo vediamo Sì, lo vedi in area di rigore avversaria. In area di rigore avversaria, quindi io credo che banalmente quella possa essere una via. L'altra è se attuerà un pressing molto alto, non so se succederà, qualche squadra ci ha provato, lo stesso Napoli, lo stesso Verona anche, che ha segnato così, come ben sapete ama queste ripartenze dal basso, che hanno nel portiere il principale artefice, perché è un giocatore fortissimo coi piedi, Butez, però insomma quest'anno qualche rischio se l'è preso, ecco, no? Ed è successo che un po' anche per colpa del campo un po' pesante eccetera, un gol l'abbia subito proprio da un errore da una ripartenza in costruzione dal basso. Quindi contropiede e pressing potrebbero essere due armi per il Cagliari. Molto bene. Penso. Lu, siccome sono le 10:32, ti avevo promesso le 10:30, l'unico dubbio che sulla formazione è perché Dimmi. che, diciamo Moreno, Vallè, Diego Carlos, Ramon, questi sono sicuri. A destra ce ne sono 12 che possono giocare, Smolcic, Voivoda, Van der Brent, insomma, troppo chiamano anche me per giocare. Porterà un altro per fare 13. Magari è il turno di Van der Brent che è tornato, è un altro giocatore di cristallo per me è il terzino destro più forte che ha anche secondo me. Che è veramente uno che ha dribbling, ha profondità, quindi però un altro giocatore purtroppo molto delicato dal punto di vista muscolare. Potrebbe magari essere il suo turno, però sta facendo benissimo Smolcic anche.
E comunque lì ci sarebbe anche Voivoda, che Ci sarebbe comunque insomma Voivoda mi che pare ragazzi, che lui stanno dovunque lo metti sta. sì, E sì. invece a centrocampo in chiusura D'Acunha non ha giocato titolare, questo è già un evento, quindi Mm. ce lo aspettiamo titolare contro il Cagliari, oppure seconda panchina consecutiva con Caccherè e Perrone lì nei due. Non so, io direi che Perrone, non so perché, però magari mi sbaglio perché tanto le sto sbagliando tutte le formazioni. Vabbè, chi le azzecca? Quella è Va la bene, formazione del va Como. bene. Chi le azzecca? Va bene, va bene. Lu, ti lasciamo andare. Buon Grazie, proseguimento. Ci grazie a sentiamo voi. Grazie ovviamente in questi Luca. giorni. Ovviamente per tutte le news, per le conferenze, insomma. E in bocca al lupo per la gara. Lu, poi noi ci Grazie a sentiamo voi, in privato. sicuro. Ok? Grazie mille, Lu. Grazie, Buon Ciao. ciao, lavoro, ciao, grazie buona giornata. mille. Ciao ciao, ciao ciao. Perfetto. Allora, rimettiamo qua per bene, ci rimettiamo io e te. Bello questo Vedi io. perfetto. Cioè, Proprio capito? grave, La voce gola, grave. mamma mia, Oh, pensavo ti ragazzi. volessi mettere allo stesso livello di Luca Pinotti, che ha una bella No, voce Luca grave. c'ha, sì, 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 è proprio il classico, classica voce, io dico da radio, mentre stai facendo un viaggio e c'è questa voce notturna, Ecco. e l'opposto rispetto alla mia. Allora, grazie Luca, se Pisacca si è studiato il coma almeno la metà, ma Pisacca l'ha studiato molto meglio, molto, molto meglio. Io non ho studiato niente del Como, quindi cioè, lo dico in maniera molto onesta. Ma Che io non devo poi, studiare, non devo andare in campo, quindi. esatto, esatto, sì, bisogna solo commentare. No, tra l'altro Perrone e Nico Paz che avevano debuttato lo scorso anno a Cagliari, nel secondo tempo, quel famoso Como Cagliari, seconda giornata, e che avevano Sì, cambiato completamente la partita. arrivati in corsa l'anno scorso. Io penso Vabbè, che insomma, vedere dai, Nico Paz, dai, valga solo lui il prezzo del biglietto, che è veramente un vabbè, giocatore che a me fa impazzire. abbiamo visto anche altri giocatori, va detto Sì, questo, sì, insomma. sì, sì, però Però lui ha quel è uno dolce dei più danzare forti col probabilmente in questo pallone. momento. In Serie A sicuramente è uno dei più forti. Vedremo, magari davvero non gioca, come ha detto Luca. Vabbè, comunque io ve lo Magari dico mette già da adesso. Baturina. Mettetelo comunque titolare, ok? E io non ho alternative, tra l'altro, quindi. A posto, quindi Se comunque sei va dopo come costretto. alternativa, tendenzialmente, insomma, per quanto voglia Attenzione. bene da dopo, Beh, però, però l'anno insomma. scorso aveva segnato, eh. Attenzione. Sì, vabbè, ma non credo che si ripeta No, no, sicuramente non questa ha... fortunata coincidenza, ecco. Ecco, vedi, Marco dice ovvio che lo metti titolare. Bene, 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 perfetto. Tra l'altro, ne parleremo poi meglio stasera alle 18, alle 19, vero? 19 Sì, va bene? Ok, sì, perfetto. sì. Tanto sono a casa, Assolutamente. quindi. Allora, salutiamo anche Sporticus che dice novità su Deiola. Ma il discorso di Deiola, oggi c'era un articolo sull'Unione che diceva che Sì, poteva recuperare, ma è però... difficile, ma è Ma difficile. no, ma poi Io nello stesso non... articolo non c'era scritto molto molto difficile come recupero. Ma poi Sì, perché sì, sì, rischiarlo? Visto che c'è la sosta sì. fra una settimana e dopo è la sfida col Genoa. Poi, Esatto. No, io penso che non... Cioè, sarebbe una mezza follia, l'ho detto ieri, lo ripeto oggi, rischiarlo e rischiare insomma, di fare poi dei danni, te lo porti avanti, cioè, no, 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 no. Sinceramente io ci rinuncerei, eviterei proprio ogni tipo di rischio e poi ce l'hai a disposizione con il Genoa sperando che appunto poi aver aspettato abbia portato frutto, ecco. perché non c'è nemmeno questa garanzia. Sai, il problema comunque, questi problemi muscolari sono un po' fastidiosi, quindi quello è il problema al quadricipite Sì. della coscia sinistra, insomma, è un Non è problema, facile, è anche un perché ci sta problema, convivendo da qualche settimana, comunque, ha anche giocato con questa problematica e quindi esatto, probabilmente è peggiorata la esatto. situazione. Beh, Esatto, e è normale. quindi per quello che dico, cioè io sinceramente eviterei eh, e speri che appunto contro il Genoa possa essere nelle condizioni migliori poi per essere magari anche di nuovo subito titolare, perché no? Vabbè,
Su questo Io a si sta Como andrei bene. con quelli che ci sono e pazienza, cioè sinceramente mm, te la giochi così, come hai fatto con la Lazio, e poi si vedrà. Comunque vedo che c'è il nostro secondo Eh sì, ospite, quindi lo facciamo entrare subito, Luca. lo facciamo entrare. Eccoci qua. Eccolo qua, Ciao, ciao a benvenuto, caro tutti, Benvenuto Sergio Sergio. grazie. Massidda, campione europeo Under 23, freschissimo campione europeo Under Eh 23 sì, di sollevamento pesi, ma insomma uno delle eccellenze dello sport sardo. Come stai, Sergio? Bene, bene, sempre in palestra. E grande. beh, giustamente, la vostra è una vitaccia da quel punto di vista. Dove ti trovi? Guarda, adesso sono a Roma, sono appena arrivato al centro di preparazione olimpica. Ecco, giusto per far capire poi anche quelle che sono anche le ambizioni e le prospettive, ma di quello parleremo dopo. Ti chiedo subito invece insomma, di raccontarci com'è andata a Durazzo in Albania, appunto abbiamo detto, no? Hai vinto il titolo europeo Under 23, quali sono le sensazioni? Beh, la verità sono molto contento perché comunque dopo la brutta esperienza di Parigi dell'anno scorso e l'intervento di mezzo e tutti i vari disguidi, diciamo, ritornare e vincere subito la prima gara, nonostante non abbia fatto i miei chili massimali, diciamo, sono stato molto soddisfatto sia delle sensazioni che ho avuto in pedana, sia del tifo del pubblico, sia da casa che al palazzetto. Quindi molto contento, molto soddisfatto di come abbiamo affrontato questa cosa. Mi fa sorridere dire la delusione di Parigi, perché giustamente tu ambivi a qualcosa di più, però arriviamoci alle Olimpiadi, cioè, nel senso non è una cosa Sì, così comune, così semplice, però allo guarda, stesso tempo questo dà la misura di quelle che sono anche le tue ambizioni, no? Guarda, fa ridere come cosa perché non sei il primo che me lo dice, penso non sarai neanche l'ultimo, perché tutti mi dicono, tu ti lamenti di Parigi, però intanto hai delle Olimpiadi. Il problema è che un atleta non è mai soddisfatto di quello che fa. Io sono stato pluricampione mondiale, ho fatto record su record, europei su europei, e intanto io non sarò mai contento di quello che faccio. Quindi arrivare a Bravo. Parigi e buttare un'occasione così, diciamo che mi è sembrato proprio, oltre a deludere la mia famiglia e la federazione, è stato proprio un affronto mio personale che mi ha dato molto da lottare con me stesso. Vabbè, ma ci sta questa sana fame e soprattutto anche questa voglia di migliorarsi sempre. No, ti chiedo perché hai detto giustamente l'intervento, l'operazione, problemi fisici, insomma, non è stato un periodo semplice perché sei rimasto fermo un po' di tempo, quindi su cosa ti sei Sì. concentrato poi in questi mesi? Guarda, l'intervento calcola è arrivato a inizio di quest'anno, quindi è stata una gran batosta anche quella perché io ero pronto a ritornare in pedana già agli europei di inizio anno, invece i medici mi hanno dovuto fermare per forza. Quindi diciamo che mi sono concentrato prima sul recupero totale dell'anca dopo l'intervento e poi da lì ho detto che adesso possiamo iniziare a spingere e riprenderci quello che ci spetta. Luca? Innanzitutto i complimenti ovviamente per questo titolo. Fa strano pensare che, sai, ho fatto un'Olimpiade però volevo arrivare, però è anche vero che chi è atleta comunque ha sempre le ambizioni, altrimenti non andrebbe a fare una vita di sacrifici, una vita che comunque ti porta lontano dal classico 23enne, insomma, che può andare in giro, fare serata. Tra l'altro allenarsi in palestra vuol dire comunque avere anche un certo tipo di alimentazione, un certo tipo di regole che vanno assolutamente affrontate quotidianamente. Com'è stato il periodo dell'infortunio? Perché è ovvio che nel momento in cui sei infortunato e non ti puoi allenare, c'è quel discorso relativo a come mi tengo comunque in forma essendo infortunato. Cioè, com'è cambiata in quel periodo la tua vita fisica e anche alimentare a questo punto? Guarda, da un lato ti dico che mi sento fortunato perché sono una persona che tende a mantenere bene il fisico, quindi anche quando sono stato fermo, comunque io quello che riuscivo a fare facevo, tipo magari un po' di muscolazione sulla parte superiore del corpo, cercavo di mangiare il più pulito possibile, anche perché noi avendo una categoria di peso, se sfori di troppo è un problema. Infatti.
quindi cercavo di mantenermi al meglio possibile. Poi ovviamente il rinizio è stata la cosa più difficile, perché comunque si è abituato ad avere una certa routine, dei certi standard di allenamento, e riprendere tutto da zero è tosta. Ci abbiamo messo mesi per riuscire a riprendere la quotidianità dalla normalità, diciamo. E anche perché il problema è nel momento in cui poi ti abitui a non fare quello stile di Esatto. vita, ritornare a certi livelli non è semplice, è anche un discorso mentale, ovviamente. Sì, soprattutto mentale, anche perché vuoi non vuoi il fisico, col fatto che è anni che è abituato a fare questo, si riprende abbastanza velocemente. Mentalmente, invece, dopo che sei un anno, diciamo, cullato nel rimanere a casa, nel fare un po' quello che vuoi, rimettere delle barriere, è tosta toglierle poi. E lì la differenza la fa la volontà, c'è poco da fare, e la voglia. Sì, e la fame soprattutto. Esatto, esatto, esatto. Sergio, stiamo vedendo queste immagini, stiamo saccheggiando il tuo canale Instagram, ovviamente, la tua pagina Sì. Instagram. È clamoroso, secondo me, questo video, soprattutto il primo sollevamento. Lo fai con una semplicità come io sto sollevando questa custodia delle cuffiette, tant'è che c'è pure, no? C'è pure l'inchino, è Sì, qualcosa è di stato clamoroso. da un lato è stato giudicato quell'inchino, dall'altro lato è stato apprezzato, perché diciamo che era una cosa un po' meme che mi è venuta in mente la notte prima. Ho detto adesso vi faccio proprio vedere chi è tornato, capito? Grande. Giustamente, tra l'altro nei Ci sta. commenti c'è scritto elegant e strong, cioè insomma elegante e forte, perché ovviamente non è semplice. No, siccome hai parlato prima anche del discorso della categoria, il nostro Matteo Porco, che ci ha aiutato nello stilare anche le domande da farti, ci suggerisce, c'è stato il cambio di categoria dai 61 ai 65 kg Sì. agli Europei Under 23. Come mai, come avete lavorato su questo cambio? Allora, in realtà è stata una scelta della federazione internazionale, perché con il nuovo quadriennio hanno deciso di cambiare di nuovo tutte le categorie di peso. Quindi prima erano per esempio 61, 67, adesso sono diventate invece 65, 70, esempio. Quindi io mi sono dovuto adattare nella prima categoria che può partecipare alle Olimpiadi, perché comunque, essendo basso di statura, non posso ambire a pesare chissà quanto. E ovviamente mi viene anche più comodo a me personalmente, perché la 61 stava iniziando a diventare una categoria un po' stretta, non riuscivo più a gestire bene il peso, quindi mi è anche comodo in realtà come categoria questa. Ovviamente mi Ecco. scontrerò con gente che per ora fa leggermente più di me, ma non ci facciamo intimorire. Questo l'abbiamo capito, cioè, tendenzialmente sulla forza di volontà questo siamo abbastanza preparati. Altra domanda, il discorso del passaggio, cioè questo dovrebbe essere la tua ultima gara, o comunque insomma l'ultima manifestazione tra gli under, giusto? Se non abbiamo capito male. Sì, questa è l'ultima, Poi- perché ho 23 anni, quindi sì. Esatto, quindi d'ora in poi, cioè, sei grande a tutti gli effetti, diciamo così. Questo un po' Sì, ti d'ora in poi spaventa oppure posso no? competere. Mi pare di Ma in no, realtà di aver no. capito di no. Ma no, ma Ecco. lo sai perché anche? Allora, ho avuto la fortuna che io ho iniziato a fare le gare senior da quando ero under 17. Quindi diciamo che sono sia conosciuto nell'ambito senior, sia conosco l'ambiente. Chiaro. Quindi quasi ti dico, mi sento più a mio agio lì che non nelle categorie dove c'è gente più piccola. Ecco, quindi insomma da questo passaggio sicuramente rientra un po' anche, cioè, o meglio, hai già iniziato da prima, quindi Sì, fondamentalmente esatto. come quegli sportivi, appunto, pensiamo ai calciatori, no? Appunto, chi ha 17 anni inizia già a giocare frequentemente con gli Esatto, adulti, esatto. poi effettivamente una volta che fai il salto definitivo è soltanto una questione formale, ecco, nel senso che Esatto, il tuo bravo, problema è anche bravo. la testa, sei già abituato a competere già con i più grandi. Domanda ovvia, cioè abbiamo parlato di Parigi, parliamo del prossimo sogno olimpico, cioè cosa rappresenta per te, cosa rappresentano i 5 cerchi per te? Guarda, io una cosa ho detto da dopo che ho fatto Parigi: ormai non posso più dire che il mio sogno è partire agli Olimpiadi, perché ci sono già partito, nel male o nel Devi bene ci sono già vincere. partito, quindi ormai l'unico è andare là e fare la medaglia, perché una volta l'ho persa, perché io a Parigi sulla carta ero secondo in teoria, facendo la gara come si doveva, e secondo me, per come stavo fisicamente, potevo andare a giocarmi anche per loro, quindi ormai bisogna confermare quello che era l'anno scorso. Luca?
No, ti chiedo proprio sul discorso dell'obiettivo Los Angeles, ma a questo punto Sì. come cambia anche l'allenamento? Perché è vero, manca ancora un po', però bisogna anche prepararsi mentalmente, fisicamente, cioè cambia un po' la situazione di allenamento, intensificazione quando hai un evento così importante, oppure semplicemente, semplicemente tra virgolette ovviamente, è la solita routine e poco prima magari dell'evento si cerca di cambiare un po' qualcosa come allenamento e anche come intensità. Cioè ti riposi Allora, in mai? Ecco, realtà questa è la domanda. no, Quanti giorni è ti molto alleni? semplice. La risposta è molto semplice, è no. Io mi alleno tutti i giorni, anche la domenica, quindi non esiste il riposo, purtroppo. Ti dico solo che l'ultima vacanza che ho fatto è stato quando mi sono operato, perché mi dovevo fermare per forza. Eh, Comunque, per rispondere alla domanda, noi in realtà seguiamo bene o male la stessa routine per ogni gara, perché voi non voi, per quanto sia un evento così importante, le Olimpiadi è una gara come le altre. Molti mi hanno criticato quando ho detto questa cosa, che dicono le Olimpiadi non è una gara come le altre. No, perché comunque è sponsorizzata all'ennesima potenza, però per un atleta, per quanto possa dare importanza, alla fine fai la stessa cosa che fai un mondiale, la stessa cosa che fai un europeo, la stessa cosa che fai un italiano. Quindi non ha neanche senso stravolgere il programma di allenamento per andare lì. Anzi, potrebbe essere solo che controproducente, secondo me. Poi noi abbiamo, tra virgolette, la fortuna che la nostra qualifica per le Olimpiadi inizia 18 mesi prima della competizione. Quindi noi già fine dell'anno prossimo iniziamo la qualifica olimpica, quindi inizi ad avere, diciamo, un assaggio di dove stai arrivando. Cosa intendi per qualifica? Cioè fai delle sfide? Come funziona? Perché sono Noi ignorante in materia, abbiamo, quindi chiedo. in questi 18 mesi abbiamo, allora in realtà adesso stanno cambiando un po' il regolamento, ancora non è ben chiaro, però abbiamo, la qualifica scorsa erano 4 gare obbligatorie da fare, quindi che tu dovevi partire e partecipare per forza, e poi c'erano altre 3 gare che potevi fare per conto tuo, diciamo, senza essere obbligatorie, e praticamente tu in queste 7 gare, che ne facevi 7, che ne facevi 4, non cambiava niente. Se tu ti classificavi nei primi 10 al mondo, eri qualificato di diritto alle Olimpiadi. Ah. Praticamente chi sollevava di più si qualificava, insomma. I primi 10 che sollevavano di più al mondo erano qualificati. E Perfetto. l'undicesimo chiaramente rimane fuori. Non c'è L'11° rimane fuori. possibilità di L'unica ripescaggi. possibilità quando sei 11° è se qualcuno Infortuna Lascia. che è sopra di nel te o si cammino. infortuna oppure cambia categoria, perché ci sono stati atleti Ah, che ecco. hanno provato la qualifica in 2 categorie di peso diverse, quindi magari prima dell'Olimpiade decidono: guarda, io non mi faccio più la categoria 60, per esempio, mi faccio la 70, quindi l'11° della 60 scala al 10°. Ah, ok, ok. Certo, certo, Perfetto, assolutamente. perfetto. No, invece, Sergio, un'altra delle curiosità, ovviamente in salsa sarda, cioè perché non sei Sì. chiaramente l'unico sardo all'interno della federazione, no? Della nazionale di sollevamento pesi, c'è anche Sebastiano Corbu, Il direttore grande capo, il tecnico, nuorese. il grande capo, esatto. Quindi com'è condividere questa sardità all'interno della nazionale? Ma io ti dico, guarda, forse è stata anche una salvezza. Io ci ho avuto la fortuna che lui è stato il mio primo allenatore e poi è diventato il direttore della nazionale, quindi sono qua anche grazie a lui, anzi solo grazie a lui, penso. Aver portato un pezzo di Sardegna, comunque anche molto vicino a me, perché comunque io, essendo di Ghilarza, sono al confine tra Oristano e Nuoro, aver portato un pezzo Certo. proprio della mia Sardegna qua mi ha salvato tanto. Un po' in prospettiva proprio di accento, di cadenza, che non ho preso il romano, e un altro po' E anche. che serve anche questo, Che serve serve anche anche quello. questo. E un altro po', comunque, vuoi non vuoi, ti senti sempre un po' a casa. Poi abbiamo avuto la fortuna, abbiamo avuto Davide Ruiu, che è stato un mio grandissimo compagno di allenamenti e un grandissimo amico che tuttora sento, che ha smesso, il nipote di Sebastiano, Andrea, che è ancora qua, ha smesso di allenarsi, però ancora è qua a Roma. Quindi comunque, vuoi non vuoi, diciamo che si è fatta sentire la Sardegna in questi anni nei pesi. Assolutamente sì. E questo insomma è un po' anche l'orgoglio nostro che seguiamo lo sport sardo, come ben sai. Tra l'altro ti abbiamo premiato MVP di questa settimana, facciamola avere anche la Ho bella visto, ho visto. grafica, MVP La sardo di grafica questa. molto bella, mi è piaciuta molto.
Però non diciamolo troppo a chi la Sì, fa, che perché sennò poi che fa il diventa... pavone, Esatto, fa il pavone bis come Luca Di Leonardo, e non abbiamo bisogno di pavoni adesso al momento all'interno della redazione di 131. Sergio, oltre il sollevamento pesi, quali sono le tue passioni sportive? Guarda, a me piace tanto la ginnastica artistica. A volte mi Mhm. pento di non aver fatto quello e poi penso, no, quelli si rompono più di noi, meglio fare i pesi. Vero, Però, per vero. esempio, infatti, molti, tipo Nicola, lo conosco, Nicola Bartolini, ci conosciamo, diciamo, tra sportivi, molti della nazionale della ginnastica li conosco. Ehm, Penso sia l'unico sport che oltre ai pesi mi piace, non so perché, forse per la dedizione che hanno anche loro per il lavoro, non ho idea, però mi ha sempre appassionato. Diciamo che in realtà io avrei voluto iniziare quello da bambino, non l'ho mai iniziato perché la scuola che avevo in paese non mi faceva impazzire. Quindi mi Mm. sono buttato sul sollevamento pesi. E direi che insomma ne valsa la pena. Da quanto è che non vieni in Sardegna? Guarda, sono venuto una settimana scorsa per qualche giorno perché ho avuto problemi in famiglia, Mm. però mi sono trovato talmente tanto il mio ambiente qua a Roma che la verità purtroppo sto facendo fatica a scendere spesso come facevo prima. Vabbè, l'importante è che comunque Ormai resti sempre il legame, no? sì, sì, ha Eh, voglia, c'ho la bandiera a casa. Allora, c'è una Gianluca ti fa domanda una serissima. domanda. Non ho capito. Quanto sollevi di panca piana, dice Gianluca. Beh, non lo Molto so. poco di panca piana perché non ne ho proprio idea. Ma infatti, c'è gente che si gasa così, evidentemente. Il Non ne nostro ho proprio Gianluca idea. Guarda, se si faccio gasa 90 con kg è poco. molto. Vabbè, non ti preoccupare. Sollevi me praticamente, guarda, cioè, più o meno sollevi me. Va bene, Sergio, ultima domanda. Vai. Aspettative tra un anno, se ci risentissimo, di che cosa parleremo, secondo te? Diciamo che l'ambizione mia sfonda il cielo, perché io anche in un'intervista fatta anche con la federazione, io ho detto ho vinto un mondiale under 17, ho vinto 2 mondiali junior, il terzo me l'hanno portato via perché mi sono fratturato la schiena. Diciamo che ormai il mio vero sogno, oltre le Olimpiadi, è vincermi il mondiale senior. Ecco, e quindi Questo è si sta l'obiettivo lavorando, si grande. sta lavorando su questo, direi. Va bene, Direi proprio di Sergio, sì. grazie davvero di essere intervenuto stamattina. Ti lasciamo alla palestra, assolutamente non Grazie a sia mai voi. che poi non vogliamo sentirci in colpa per averti tirato No, via no, dalla più che altro palestra. perché se no vi Quindi- trovate al citofono a Sebastiano, è quello il problema. Esatto. E siccome siete anche belli abbastanza, come dire, lasciamo per, ci va bene così, ci accontentiamo, ci accontentiamo. Marco dice ti Soffieremo soffieremo dietro. dietro, caro Sergio, e quindi insomma, tanti Grazie tifosi mille. sardi, sempre con chi porta in alto la bandiera sarda in giro per il mondo. Sergio Massida, grazie per essere intervenuto con noi, ci Grazie a sentiamo voi. Grazie presto. Un Sergio. abbraccio e buon Grazie, allenamento. buon Buon proseguimento. Ciao ciao. allenamento. Ciao Sergio. Ciao Grazie. Sergio, ciao ciao. Perfetto, eccoci qua. Allora, ringraziamo anche Nicola, nuovo membro su Sì, YouTube. sì, sì, Non c'è sì. stato modo prima, grazie mille. Poco Nico. ambizioso Sergio comunque, devo dire, Sì, però non ha grandi ambizioni. lo sai che ti aiuta tantissimo, soprattutto in un... Vabbè, allora, non ridere, non ridere. Lo dico ma non ridere. Dall'alto della... No, 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 sentiamo. no. Nel senso che comunque io ho Tu fatto e un Nedo po' di Navi palestra. ai tempi d'oro, no. No. Diciamo che il periodo che mi allenavo in palestra, effettivamente, se non hai delle... ma in generale tutti gli sport, c'è poco da fare. Cioè, se non hai ambizione, è meglio che realmente vai a cercare lumache in mezzo a un prato. Lo sportivo deve avere queste ambizioni perché comunque fa tanti sacrifici ed è una vitaccia, perché ricordiamo 23 anni, quindi figuriamoci. Però è Io giusto non me li che... ricordo i 23 anni, sinceramente, quindi... No, io me li ricordo molto bene. Ah, Scherzi. via lui. C'era tanto divertimento a 23 anni. E la finiamo qui, ok? Esatto. Beh, c'era il piano Marshall in quel periodo, effettivamente, sì. insomma. Il boom economico. Esatto. Certo. Le C'era minigonne, ci sta. Non esisteva Ryanair, quindi per andare in periodo Esatto, dovevi prenderti la esatto. nave. No. Esatto, c'era
Alisarda, Atti, quelle cose lì, No, quando eri giovane tu. no, vabbè, cioè, no, 23 anni no, Sì. Vabbè. assolutamente. Prendevi il Allora, caffè con Cossiga, insomma, perché eravate, certo, l'età amici. era quella più o Allora meno. Marco, vedi, ecco Lui un perché po' ho più questo piacere giovane, di va parlare. detto. Grazie Marco. Luca solleva polemiche nel post partita, è meravigliosa. Sì, sì. Spettacolo, grande Gianni. E non era male anche il più classico di sollevamento a Resu, va detto. Questo, È vero, ero convinto di questa averla è messa carina. prima. Questa è carina, questa è carina, questa è carina. Allora, bello vedere questi giovani che si impegnano, vanno alle Olimpiadi, ma conservano l'umiltà e la sardità, certo, assolutamente. Poi l'ambizione ci deve essere, perché altrimenti se non hai ambizione a 23 anni, ma ragazzi, a 23 anni si spaccava tutto. C'erano Anche alcuni adesso. tempi. No, Se adesso io, no. mi è venuto il brivido Sai quando si alla spacca schiena tutto? vedendo quando lo sollevava e L'hai visto? lo teneva in alto così con una Mamma mia, sì. serenità con cui E la veramente io schiena sollevo chiedeva questa pietà. penna. Esatto. E E la lì ho schiena sentito chiede proprio, pietà. sai che la fitta alla schiena così, ecco. Che la Vabbè. fitta ti dice occhio, Quanto sei vecchio. non fare lo Esatto. splendido, guarda che ti punisco. Dice proprio Esatto, infatti, questo. guarda, da un certo punto di vista, forse è anche meglio che stasera non debba giocare perché ieri sera ho avuto un dolorino tutt'altro che piacevole, quindi ho detto, baba. E comunque è giusto, anch'io Vabbè. non ho giocato lunedì, quindi per par condicio anche tu non dovevi giocare oggi, Ci scusa. sta, ci La sta, prossima ci settimana sta, riniziamo. Tanto prima o poi la faremo a ci parità sta. assieme. È già Per rispondere sicuro. al commento di Jeff, che ci segue da tempo, quindi sappiamo che non deve Grande lisciare il Jeff. pelo, caro Jeff, lo sappiamo, dice queste finestre sugli sportivi sardi sono veramente un valore aggiunto. Anche Marco che dice mi piace un sacco, non lo conoscevo, ecco perché la vostra trasmissione è una perla rara. Se siamo la casa dello sport sardo e questo è il caffè dello sport sardo, è chiaro che noi cerchiamo sempre di portare quanti più sportivi possibili, ecco. Poi non sempre ci riusciamo, questo va detto, perché ogni tanto qualche no lo riceviamo anche noi. Non sono tanti per fortuna, però li Magari riceviamo. è uno spostamento, perché comunque Esatto, è anche quindi trovare il però giusto il nostro orario. obiettivo è quello, cioè continueremo così per tutta la stagione. Poi Sergio era caldo in questi giorni, quindi Era ci è bello venuto ancora più pronto. semplice, esatto, ma era già in programma, così come abbiamo avuto, se vi ricorderete, no, Stefano Oppo in una delle prime settimane di trasmissione, così come cercheremo di avere anche gli atleti, proprio, che so, Patta, Caddari, Tortu, insomma, un po' così. Ciao Mauro, benvenuto. Quando parlate bene dell'Olbia, allora, mi dai l'occasione per toccare un tema, a parte che abbiamo parlato lunedì con Ninni Corda dell'Olbia, caro Mauro, ma noi parliamo sempre dell'Olbia, continuamente parliamo dell'Olbia, così come parliamo delle altre squadre sarde, di calcio e non soltanto. Approfitto di questo tuo commento per dire che noi in tempi non sospetti abbiamo invitato anche esponenti della società Olbia Calcio a intervenire in questa trasmissione per rispondere alle nostre domande, per rispondere un po' a quella che è la situazione e non sono voluti venire. Ecco, si parlava di no prima, ecco, uno dei no che abbiamo ricevuto per esempio lo possiamo dire, da Giovanni De Gortes, uno dei responsabili in questo momento della situazione Olbia, anche nelle scorse settimane, ricordate, faceva parte del comitato di sostegno e non sono voluti venire. E non costringiamo la gente a venire. Abbiamo parlato con la collega Elena Giagnoni qualche settimana fa di Olbia, forse la giornalista, una delle giornaliste più informate sulla questione olbiese. Diventa difficile poi parlare di qualcosa con persone che non ne vogliono parlare, soprattutto quando poi appunto dai l'opportunità di potersi esprimere liberamente e davanti a tutti con puntate che restano, perché il grande vantaggio di YouTube è che poi di questo cioè le trasmissioni restano, quindi si possono rivedere, si possono riascoltare quando si Tutto vuole, resta. in qualunque posto. E quindi cosa dire? Noi abbiamo continuato a raccontare
a raccontare. Sembra una situazione facile di cui parlare, sapete benissimo cosa passa all'Olbia tutti i giorni, quindi finché non si risolve chi è che ha il coraggio di aprire bocca? Mi sembra l'ABC questo. Scusa, ma allora l'ABC quale sarebbe? Cioè, quale sarebbe la colpa di parlare, di non parlare di Olbia o di parlare dell'Olbia? Cioè, se non parlano i dirigenti, perché dovremmo parlarne noi? Fammi capire. Perché poi sinceramente noi diamo la possibilità a tutti di commentare e di scrivere e quant'altro, però poi spesso manca un po' la cosa. Tra l'altro ne approfitto perché da tempo nei commenti sui post dell'Olbia c'è questa fastidiosa tendenza a definirci sassaresi, torresini, e a parte che è una stupidaggine enorme, perché io sono di Cagliari, Luca Di Leonardo è di Cagliari, la sede legale della società è a Cagliari, quindi già solo questo basterebbe informarsi per non dire fesserie. E soprattutto chi è di Cagliari scrive di Torres, chi è di Sassari scrive di Cagliari, chi è di Sassari scrive di Olbia, chi è di Cagliari scrive di Olbia o scrive di Dinamo Sassari, e quindi basta anche con queste accuse velate che sinceramente nel 2026 oramai, perché siamo al 6 novembre 2025, quindi siamo già al 2026, hanno perso un po' anche peso e valore, perché l'ignoranza dopo un po', insomma, diventa anche ridicola, ecco, da questo punto di vista. Cosa bisogna dire di cose positive, Mauro? Noi abbiamo lodato l'atteggiamento della squadra, l'abbiamo detto sempre, costantemente, l'abbiamo detto anche lunedì con i Nicorda, l'abbiamo detto con Ilenia Giannoni quando è venuta, lo diciamo anche con gli altri sportivi magari di Serie D che vengono a commentare le vicende di Serie D. E tutti e noi stessi in primis abbiamo sempre detto che l'atteggiamento della squadra va lodato, perché quello che sta facendo il gruppo squadra, quindi dall'allenatore fino ai giocatori, magazzinieri e tutti coloro che lavorano in quello, è da lodare, è da salvare, perché è incredibile che appunto al 6 novembre 2025 quello che sta succedendo a Olbia sia possibile, cioè nel senso che è qualcosa che veramente non sta né in cielo né in terra, per la città, per la squadra, per i tifosi. E questo l'abbiamo sempre detto, caro Mauro. Poi se non l'hai sentito non è colpa mia, perché evidentemente non ci segui abbastanza e non sei ben informato. Detto ciò, cosa dobbiamo dire a livello societario, a livello di gestione? C'è poco da aggiungere, cioè parlano i fatti, non c'è bisogno del commento di Francesco Aresu su questo. E questo che stai scrivendo, caro Mauro, è una stupidaggine gigantesca, perché veramente non ti fa onore. Quindi, guarda, questo è l'ultimo commento che metto dei tuoi, quindi lascia perdere, proprio, guarda, non c'è trippa per gatti, stai sbagliando completamente obiettivo e quant'altro, stai sbagliando totalmente, non è così come pensi, leggiti bene quello che scriviamo, ascoltati bene quello che diciamo e che abbiamo detto in questi anni, e poi fatti anche due domande su quello che scrivi e su quello che effettivamente è quello che facciamo. Tu e magari anche gli altri che continuano a scrivere sui nostri social e sui nostri pezzi tutte queste cattiverie che veramente non hanno né capo né coda. È drammatica la situazione dell'Olbia Calcio, lo stiamo dicendo da tempo, da anni. Ma se dall'altra parte non c'è nessun tipo di appoggio, di disponibilità a parlare delle cose, cioè io a un certo punto mi fermo, perché non vado a fare la lotta contro i mulini a vento. Non so se voi abbiate voglia di farlo, io so quello che so tante cose da tempo, da anni, e decido anche in base a quelle che sono le notizie, le cose e i documenti anche che abbiamo in mano. Quindi guarda, stai assolutamente sbagliando, ti dico, non c'è né da fare lecchino né da fare cattiveria e tutto. Quindi abbiamo già detto, e l'ho detto anche oggi, quindi c'è poco da
c'è poco da aggiungere su questo fatto. L'Olbia è in una situazione drammatica, abbiamo dato la possibilità, la disponibilità anche alla società di potersi esprimere attraverso i nostri canali, non è stata raccolta, amen. Cioè, no, sì, ma tranquillo, non c'è problema, nessun attacco o altro, anzi, appunto, ti ringrazio perché mi hai dato la possibilità di esprimermi su questo aspetto in maniera sincera e diretta, così che tu possa anche poi riportare quello che ho detto e quello che abbiamo detto quest'oggi, proprio per far capire che guarda, non c'è nessun tipo di preclusione, nessun tipo di nulla. Se l'Olbia ha questo spazio a livello mediatico in generale in Sardegna, non solo su 131 ma anche sulle altre testate, ripeto, qualche domanda bisogna farsela, e non siamo noi stessi, non siamo sicuramente noi da soli che dobbiamo farci le domande, ma anche la piazza olbiese, la società Olbia, tutto quello che gravita intorno all'Olbia. Poi ognuno pensa a quello che vuole pensare, nessuno ha la verità in tasca, non ce l'abbiamo noi, non ce l'hai neanche tu, non ce l'avete sicuramente in tanti lì. Ribadisco l'invito a chi vuole intervenire dalla società Olbia. Questa è una tribuna, tra virgolette, no? Di disponibilità per tutti, per cui chi volesse intervenire intervenga, noi siamo liberi, quindi così come siamo liberi noi, sono liberi loro di intervenire, di dire quello che vogliono e che pensano sia più giusto. Va bene? Direi di sì. Molto bene. Allora, noi ci vediamo stasera, così ripetiamo, alle 19 ci sarà Fanta 131 con risultati, con consigli, ci sono una marea di infortunati, tra l'altro dovrebbero essere ufficializzati. Non me ne parlare. De Rossi e Vanoli, non mi veniva, quindi De Rossi al Genoa e Vanoli alla Fiorentina. Stasera vediamo un po' di fare anche un recap su quello che potrebbero essere i moduli, gli schemi. Siccome continua. Noi seguiamo la Torres da sempre, così come abbiamo seguito l'Olbia quando era in Serie C e quando era anzi in Serie D ancora non c'eravamo con 131 perché era già in Serie C l'Olbia. C'eravamo, noi abbiamo raccontato anche le partite sotto il diluvio in cui c'erano 10 persone della Torres, e quello che si diceva della Torres quando era in Serie D lo si dice anche oggi, cioè veramente sono polemiche totalmente sterili. Non ci segui da tempo, caro Mauro, e quindi è inutile che ti devi informare prima di dire cose e soprattutto di lanciare accuse che non stanno né in cielo né in terra, veramente. Quindi basta, ok? Basta. Scusa Luca, ti ho interrotto, però ci mancherebbe. Siccome è uno dei temi a cui io tengo anche particolarmente, perché sicuramente tengo molto a questo tema, però poi io arrivo a un certo punto, perché poi il mio tempo non lo perdo più di tanto, ecco, che già ne ho poco, quindi. Esatto, anche il gatto te lo dice. Esatto. Non arrabbiarti, ti stai dicendo, non Esatto. Sei sereno, assolutamente. Esatto. Va bene, dai, direi che tanto ci vediamo stasera, così parliamo in tranquillità e serenità. Grazie ancora a tutti, grazie ovviamente anche a Nicola, nuovo membro su YouTube. Ricordiamo ancora, ragazzi, per chi volesse, potete abbonarvi al canale 131 di YouTube, ci sono le varie opzioni, si parte da 0,99, quindi meno di un costo del caffè, e ovviamente per supportare mettete like, iscrivetevi al canale YouTube 131 e ci vediamo stasera alle 19 con Fanta 131 e andremo a presentare la 11ª giornata che, ricordiamo, inizierà venerdì con l'anticipo che è Pisa Cremonese, un bellissimo Pisa Cremonese di venerdì. Angori titolare. Dovrebbe giocare ancora l'Eris, lo sai. Vabbè, però devo metterlo per forza perché non perché non hai alternative. Magari a voto ci va. Sto aspettando questo mercato di novembre, guarda. Esatto. 5 cambi. Esatto, Non vedo l'ora.
Assolutamente, quindi ci si vede stasera, grazie Fra, grazie a tutti, mi raccomando, a stasera, Adios. buon proseguimento e andiamo di sigla. Ciao a tutti, ciao ciao. La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia, storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta, alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Storie di sport, storie da raccontare, tra il campo e il mare c'è tanto da dire. Alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Alza il volume, fatti sentire la Sardegna voce, è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. 131. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.